Ma la caserma è un bene della città e quindi deve andare al servizio della città, non deve certo andare al servizio della prefettura per fare quello che la prefettura vuole. Noi ci siamo sempre opposti all'arrivo di queste persone, non tanto perché sono dei migranti, ma perché non c'è la prospettiva di dare un futuro a queste persone. Lunedì prossimo porteremo in Consiglio un atto di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato. Per questi siti naturalmente non posso parlare di ospitalità, che significa accoglienza, ma si può parlare di ammassamento di persone fondamentalmente. Il contenuto è lo stesso, le parole sono diverse. A Vittorio Veneto la Lega con Gian Antonio De Re e il PD con Marco Dus si trovano loro malgrado d'accordo nell'asserire che non vogliono i profughi alla Gotti e lo ribadiranno lunedì prossimo in Consiglio Comunale quando, a partire dalle 20, presenteranno due distinte mozioni il cui significato avrà tuttavia un peso differente. Sebbene le condizioni dell'ex caserma sono più che buone, considerate che l'ultimo gruppo delle forze operative terrestri ha lasciato lo stabile nemmeno un anno fa per il Carroccio. La struttura è sicuramente a posto. È chiaro che questo non vuol dire che la si deve rendere utile per ospitare centinaia e centinaia di profughi. Il discorso cambierebbe per il PD. Sugli ex siti militari presenti a Vittorio Veneto stiamo facendo da tempo un percorso di valorizzazione e naturalmente per quanto di competenza del Comune. La Lega con Darè si dice pronta alle barricate. Potrei andare anche a Oderzo a manifestare con l'amministrazione comunale di Oderzo. Per il PD i profughi invece non possono essere abbandonati a loro stessi come oggi. È chiaro che il prefetto deve trovare una soluzione ed è chiaro che la soluzione non può essere quella di lasciare questi profughi in mezzo ad una strada.